Oggi siamo qui in piazza 4 novembre a Tarzo con la 10ª edizione dello Spirito degli Antichi Sapori, una manifestazione che in questi anni ha sempre trovato un riscontro positivo da parte della cittadinanza, degli espositori, ma anche del pubblico presente per le bancarelle, per quello che la gente può vedere e può anche acquistare. Si vuole far riscoprire soprattutto alle nuove generazioni quelli che erano i vecchi mestieri di una volta, quindi il fa sul porcel piuttosto che il fare la grappa, il fare il formaggio e far vedere ad esempio alcune attività del mondo agricolo come battere la falce e mestieri del genere, tipo anche c'è uno che batte le botti, che prepara dei cesti e quindi si fa vedere quello che succedeva una volta nel mondo agricolo. È un evento che al cui il Comune di Tarzo ci tiene, promuove insieme alla Proloco e quest'anno è stato inserito proprio all'interno del programma della Festa della Castagna, questo grazie a una grande collaborazione che c'è tra Comune di Tarzo e Proloco di Tarzo. Beh, c'è una grande organizzazione dietro questo mercatino perché c'è l'intento di promuovere il territorio, ma non solo, antiche cultura, antichi mestieri, quindi ci sono mesi di impegno, di lavoro, ma lo facciamo con l'intento di promuovere perché vogliamo del bene del nostro paese, quindi l'impegno è massimo, questo sì. Siamo proprio all'interno della Festa della Castagna, quest'anno abbiamo raggiunto la 47ª edizione, quindi è una festa storica del nostro territorio. Le castagne si sposano bene a ottobre, ma si sposano bene anche con tutti questi lavori di una volta che abbiamo esposto qui in piazza, quindi c'è un legame, fortemente legame con la Festa della Castagna, proprio ciò che siamo riusciti a portare qui in piazza. Ieri abbiamo avuto una buona affluenza, oggi speriamo di raddoppiare ancora di più e ben venga. Siamo abbinati, faccio una piccola puntualizzazione, siamo abbinati alla Festa della Castagna, abbiamo lo stand comunque che funziona poco distante da qua e la collaborazione del paese è sempre una buona cosa per tutti quanti. Siamo contenti e speriamo di fare l'11ª edizione, migliori di questa magari migliorandoci un po' e avendo qualche espositore in più e qualche artigiano in più.